incrociamo idee. Mamma mia, ti aggiorno, per quanto riguarda il generatore dovrebbe essere al 90% il polmone, nello specifico la membrana. Oggi è sabato e pertanto la fabbrica la telaire è chiusa e intanto scriverò una mail, mando le foto, spiego tutto, così vedremo di prendere questo polmone e se costa troppo eventualmente solo le membrane, insomma, ecco, quindi tra virgolette il kit a revisione, insomma, ecco. Ho colto l'occasione poi per controllare l'olio, ma era a livello diciamo pieno e l'olio era trasparente, cioè nel senso era nuovissimo, quindi deduco che lo hanno cambiato quando è stato fatto l'incidente, insomma, in fabbrica, che gli è stato mandato il generatore in fabbrica. So, cazzo, c'era scritto di cambiarlo una volta all'anno, minchia, io sono stato 4 o 5 anni senza cambiarlo, porca troia. Cazzo, pensavo che era tipo le moto, Dio caro, è vero che vabbè lo uso poco, però quelle poche volte che lo uso mi serve, insomma, ecco, questa è la storia del mio generatore. Sì, sono nel parcheggio della stazione di Trebasele, che è in provincia di Padova. Dopo arriva Thomas, se mangiamo una pizza. Nel frattempo ara so di fare anche pulizie, so di mettere per terra e tutto quanto, e volevo infilare in qualche modo, cercando di non essere irrispettoso, maleducato, chissà cosa, l'annuncio della morte di Riccardo Baratella, che insomma era uno, diciamo, del gruppo, lo vedevi all'inizio nei raduni, era quello col deltaplano, per capisce, quello che voleva portarmi col deltaplano, mi ho detto no, neanche amato, hai capito. Molti ce l'hanno magari come amico su Facebook, il suo nome era Riccardo Vogliamo Baratella. Non si sa di cosa, ma niente, solito invito a riflettere, ragazzi, che uno alla volta stiamo cadendo giù tutti, quindi vedi, si prende e si fa, che dopo vedo che a volte ci sono delle scelte nella vita, perdonami se prendo un esempio veramente brutto e stupido e sciocco, però è un esempio, quindi lecito, è tutelato. Quella volta che c'erano i contrappesi, mi pare della Rizoma, che mi piacevano per la mia moto, dei pezzettini tra virgolette inutili, in quanto la Ducati non ha neanche i bilancieri, quelli sono estetici, però a me piacevano e costavano un fottio, quindi insomma tu dici ma perché devo spendere tutti quei soldi, eccetera eccetera eccetera. Quel giorno la racconto tra virgolette spesso, l'ho detta anche in video una volta, questa storiella che stavo andando a fare la spesa, ero a Magnago e niente, fuori alla chiesa c'era sto carro funebre e quindi io sì, vedendo quel carro funebre ho preso il telefonino e mi sono ordinato quei contrappesi. A distanza di tempo ne sono felice, sì, cioè non mi ricordo il costo non nel senso monetario, il costo nel senso il sacrificio, le rinunce, chiamale come cavolo vuoi, che ho dovuto fare per ottenere quella cosa, ma mi ricordo invece i benefici che mi ha dato quella cosa, oltre materialmente parlando ad avercela quella cosa, ok? Un po' il ragionamento che forse mi hai sentito anche dire in video, mi pare averlo detto, che c'era un traghetto che costava tanto per andare in un'isola scozzese piuttosto che la barca per fare la gita. Ho detto madonna, però ho detto no vabbè, vaffanculo, cioè perché no, perché devo, hai capito? E quel perché no te lo danno spesso le persone che muoiono, quindi ogni volta che ti manca qualcuno, magari ha la tua età o è più giovane di te, pensaci sempre, tira sempre e somme della tua vita, tira sempre somme, dici cosa sto facendo, sono felice, non sono felice, cosa mi manca, cosa desidero, ma lo desidero veramente, hai capito? E tira sempre, tira le somme di continuo, ragazzi, perché il tempo corre, è il bello di questo gioco, è che non sappiamo mai di quant'è il nostro tempo, cioè in teoria è 80 anni circa, in teoria, e in pratica, vedi. Oh, guarda che bell'uomo, poi amanti del genere, vedi tu? Aspetta che intanto mi faccio come che fosse casa mia, poi riesce a arrivare anche a Thomas. Sì, ma si arriva un mese dopo. Sì, no, ma perciò la scadenza sarà già passata. Robe, fatture, raccomandate, ricevute, alcolici a destra e a sinistra. Welcome in Veneto. Mamma mia che notataccia, tra il vino e l'indigestione, mamma mia.
Oh, guarda che bello il giardinetto del Marco, quelle caldaie. Anche al laghetto ci sono delle anatre strane. Cosa sono? Sembrano... Aspetta che provo a zoomare. Cazzo è quella roba? Ferme là che no... Ah, qua. Quelle verdi? No, sì, sono anatre, La Van Life fuori della Camera del Commercio. La notte è andata quel che è andata, perché c'era un gruppo di Abbadul che ha urlato fino all'1 di notte in arabo, là non so in che lingua urlavano. Sembrava di essere in guerra, sai, tipo qui tira le bombe. Allah, calbarla, Dio caro, mamma mia, fioi. Questa credo fosse l'entrata della Standa, che era uno dei primi centri commerciali. No, da noi. Cazzo, non è un cane questo, è passato tipo un capriolo in spiaggia. Faccio il riassunto finale. Allora, il problema è il regolatore di pressione, o meglio le membrane all'interno, però ovviamente il kit revisione non esiste, così come non esiste più il pezzo. Forse è meglio che faccia un riassunto da capo. Allora, in sostanza il mio generatore Telair 2500G aveva serie difficoltà a partire, perdeva gas. Cosa succede? Semplicemente basta fare la revisione delle membrane. Ci sono del riduttore di pressione, praticamente c'è una scatola che fa da tramite, no? Che gli butta il gas dentro al carburatore del generatore, e questa scatola all'interno ha delle guarnizioni. Diciamo, queste guarnizioni con l'uso e con gli anni si seccano e si rompono, vabbè, vanno cambiate. Ovviamente non esistono più, il costo è più o meno sulle 20-30 euro. Allora ho detto vabbè, cambiamo tutto, cioè cambiamo tutto il riduttore di pressione, no? Tutto quel polmone, tutta la roba. Sono diventato scemo. Francia, Olanda, dappertutto, tutta Italia, ovviamente anche in fabbrica. L'unico l'avevo trovato dalla Telair, dalla fabbrica della Telair, ma lo vendono sulle 900 euro, quando un regolatore di pressione viene sulle 100 qualcosina, ok? Vabbè, questo per dire che insisti, non mi sono dato per vinto, purtroppo o per fortuna sono così, e ho trovato da un'officina che fa GPL, che in teoria dovrebbe avere anche una rivendita di camper, ma questo è un altro discorso. In fondo di magazzino, nuovo mai usato, hanno questo riduttore di pressione, e come prezzo ho detto guardiamo le bolle, ma era sui 130 euro. Hai capito? Cioè che da 130 a 900 però a manina e a coscienza, insomma, ecco, anche perché è un Landi Renzo, cioè è una marca nota italiana di riduttori. Sì, ovviamente ho sentito anche la Landi Renzo, non ce l'avevano neanche loro. Vabbè, speriamo non ci siano problemi. Mi dice che non c'è l'elettrovalvola. Ad ogni modo l'elettrovalvola, la mia funziona, è stata smontata e pulita, diciamo revisionata, ok, quindi è a posto. Però ad ogni modo vedo che per l'elettrovalvola quella sì dovrebbe esserci in commercio. L'ho trovata addirittura su Amazon oltre che su eBay, ok, quindi vabbè, incrociamo le dita, se no ormai cos'è? Siamo già a metà febbraio e col carattere di merda che ho io, sarei andato in Scozia veramente un po' deluso per il fatto di dovermi portare appresso una cosa che immagino anche pesa tantissimo, non funzionante. Io odio tutto ciò che non funziona, cioè io voglio nella mia vita, consiglio anche a te, consiglio a tutti, il poco ma buono, vale per tutto, tutte le cose. Io cerco di avere il meno possibile ma il meglio possibile. Vabbè, non dilunghiamoci su questo, è per dire che appunto mi avrebbe un po' rovinato tra virgolette i piani, anche se poi in Scozia quando mai lo userò il generatore, cioè sono praticamente sempre che mi sposto, quindi
In più c'è anche carestia di distributori GPL, quindi figurati quanto uso il generatore. Cazzo, nelle Highlands ci sono le minime in piena estate a 0 gradi, cioè terrò sacro io il GPL, cazzo, se no devo veramente contare i giorni che starò lì nelle Highlands. Vabbè, comunque senza spoilerare troppo, il trucchetto che ho pensato è che, adesso devo rivedere la mappa, non mi ricordo, non credo di fare il giro d'anello delle Highlands, ossia della, come si chiamava la famosa strada, la NC North Coast 500, NC 500, è un po' la Route 66 della Scozia, una strada molto famosa ma anche abbastanza impegnativa in quanto stretta, molto stretta in certi punti. Dovrebbero essere i punti della parte ovest, perché i punti della parte est io li ho scandagliati, mi sembra molto tranquilla, molto fattibile. Quindi se non faccio in teoria questo giro ad anello che vado solo su e poi ritorno giù, pensavo, no, secondo me è un trucchetto, vado, ovviamente faccio il piano GPL prima di entrare, che discorsi, vado nel punto più distante, ok, e mi fermo lì, cioè salto tutti i punti intermedi, poi vado verso il ritorno, in modo tale che se finisco il GPL in un posto il più vicino possibile al distributore. Hai capito il giochetto? Confesso che ho un po' di ansia per alcuni tracciati che mi sono fatto, in quanto ci sono dei posti dove io andrò che sono estremamente wild, cioè estremamente. Però ho detto vabbè, non sono stupido, se sono ancora vivo è proprio per questo. E quindi se vedo qualcosa di pericoloso che mi dà, non so, insicurezza eccetera, perché insomma ci sono punti anche con strapiombi nel mare, cioè con altezze di 40-60 metri, capito? Quindi se ci dovessero essere sciocchezze del genere, oppure vedo che inizia a arrivare tempesta che spacca i che cazzo ne so, torno indietro, che mi obbliga a farlo, casomai lo rifaccio il giorno dopo, lo riprovo, hai capito? Quindi buongiorno Italia. Allora, aggiornamenti. Intanto premetto che tutto quello che sto facendo per questo discorso qua del riduttore di pressione del generatore del GPL lo sto facendo solo esclusivamente per un motivo economico, in quanto le membrane costerebbero 20-30 euro, ma non ci sono, non si sa. Il riduttore di pressione viene 900 euro, ok, quello che mi fa la Teleco. Altrimenti verrebbe sulle 100 euro un riduttore di pressione, e il generatore va dalle 5.000 alle 6.000 euro, quello mio. Quindi ora col buon Ivano, che sei un bravo tosato che mette in mano sui GPL, che ti ascolta, no, portami qua, e a sto punto tanto è inutilizzato, perché se me lo tiro giù o smontemo e vedo di trovare membrane dentro de veda e sistemarlo, e se dopo proprio non si farà niente, valuto, perché a me brucia tantissimo buttare 900 euro per un riduttore di pressione, sono tantissimi, ma neanche i tocchi di Ducati costa ste follie. Vabbè, quindi tempo, strada e gasolio a Jesolo fino in Padova, pal casso. Vabbè, tutto perché, no per insegnare sempre agli altri, però a volte bisogna essere un po' più umili nel senso, no, dei modesti, di essere meno convinti di se stessi, ok? Quindi non partire col piede, ah sì, sommi, va qua, va bene, lo goth, no, non è perché me lo stava per vendere così eccetera, e quando ho detto aspetta che verifico se è anche seccato, sai di essere, vabbè, no come, basta, era sto video, e oggi è venerdì, lunedì devo risentire il tosato Ivano per organizzarsi. 2 ore di viaggio all'andata, 2 ore di viaggio al ritorno, e il lato positivo tu sai benissimo qual è, che esatto, e ricarico le batterie. Rocky ha guardato me. Io che mi faccio male vedendo cosa dovrò fare a Seven Stains, è una delle piste di mountain bike più famose al mondo. No, passa di là, coglione. È che se si ferma ogni volta, dopo ovvio che prendi paura e perdi l'equilibrio, cioè peso indietro e vai. Dai cazzo, cioè qua no, è più difficile qua, scusa.
Vabbè, ognuno fa quello che vuole. Dai, ce l'ha fatta, dai, via. Ok, dai, bello, è il tracciato rosso. Che fregna, cioè se non fossimo assieme no, non ci proverei, ho appena mangiato. Castelfranco, Iolo, il fisico scultoreo degli antichi romani. Cioè io dico, Alessia la chiama panza, però vedi no, Ale no, non è panza. Cosa c'è per le emergenze? Metti l'emergenza di infilarti qualcosa. Diciamo che chi regola i semafori odia i pedoni, cioè praticamente il rosso di un semaforo per i pedoni dura tipo un'ora a Napoli e il verde non fa neanche tempo a attraversare. È vero, pare quasi di essere Urbex, un park disabitato proprio. A tal proposito, siccome ci sono tante melanzane in giro, abbiamo preferito lasciare il camper con gatto al sicuro in area camper. Questa appunto che stai vedendo è l'area sosta camper di Castelfranco, Veneto, provincia di Treviso, terra del prosecco anche qua. A 12 euro al giorno hai carico, scarico e colonnina alla corrente che sembra non saltare, adesso te lo dico se è saltata o no, con l'Alde con la resistenza alta. 6 euro solo per il carico e scarico e 22 euro per le 48 ore. Il Brucomela anni 80, l'originale, bellissimo. Cosa? Ah sì? Volevo far vedere qua dove ci sono i giardini pubblici che c'è il castello di Castelfranco, vedi quella mura là, che è stata costruita nel 1200, ma complicati a vita, iscrive nell'XI, però no, effettivamente c'è sempre quel giochetto dei 100 anni, quindi XI non è il 1200 ma il 1300 avanti il 200 o avanti o indietro, là il fuso orario, insomma sta roba. Aspetta che mi sento, tanto qua arriva Anare, sì Anara, comportati da Anera e loro verranno qua a salutarti. Vedi, lo sto facendo l'Anera. Sì Anera. È simpatico vedere il contrasto tra la statua dedicata ai carabinieri e le merde in parte della gente che ci va a cagare. Arianna, quella con maglia arancione. Guarda quanti! Addirittura hai pena Dio. Sì, mamma mia, cioè bella la figa e le tette Ale, però porco zio anche questa, tanta roba, bellissima. Non mi piace la linea dietro, no. Mamma mia, senti che da miscea, sarà mia macchina. Oh, che figa, Dio caro, che figa. Il Cipilla che fa a gara con l'ambulanza che gli ulula. Oh, it seemed forever stopped today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive.